Un saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è nostro gradito ospite il professor Stefano Lazzer, che è coordinatore del corso di laurea in scienze motorie del Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine. Buongiorno, buongiorno professor Lazzer, grazie per aver accolto il nostro invito a parlarci di una novità che riguarda proprio il corso di laurea di scienze motorie. La corsa per la salute, Run for Health, ha tante adesioni, no? di persone che si lasceranno coinvolgere appunto da questo progetto particolare. Innanzitutto buongiorno a lei e a tutti quanti, grazie per l'invito, grazie per l'occasione di parlare di questo progetto. Run for Health è un progetto nato dalla collaborazione del corso di laurea in scienze motorie con l'ospedale di Gemona per proporre un programma di attività fisica mirata alle persone che risultano essere in sovrappeso o obese. È un progetto che prende in considerazione l'attività fisica ma anche l'aspetto alimentare, in quanto con le dietiste dell'ospedale daremo dei consigli alimentari anche a queste persone. Il progetto nasce anche da una storia. Da diversi anni ci occupiamo di obesità con la proposta di programmi di allenamento mirati in modo tale che tendano ad ottimizzare il tempo che noi dedichiamo all'attività motoria. Sappiamo che l'attività motoria si fa fatica a fare e pertanto cerchiamo di dare dei suggerimenti in modo tale da ottimizzare il periodo di allenamento. Questi suggerimenti vengono dati dagli esperti, dai professionisti del movimento, che sono i laureati in scienze motorie, con i quali ho la fortuna di collaborare con dei giovani ricercatori motivati e bravi che partecipano alla realizzazione di questo progetto. Ecco, tra l'altro il progetto, mi scusi professore, cade proprio anche in un momento particolare, perché sappiamo che durante il lockdown e anche nel periodo seguente c'è stata appunto questa tendenza, aumento di peso, tutti ne parlano, preoccupa il fatto che si sia mangiato di più, anche eccesso di alcol, eccesso di cibo ed eccesso di alcol. Quindi tutti aspetti che non vanno trascurati, quindi bisogna ritornare a riprendere degli stili di vita corretti. Questo è un esempio proprio, abbinare il movimento a una corretta alimentazione. Esattamente, come dice lei, stiamo trascorrendo un periodo, ormai un anno più o meno, tra una restrizione e l'altra, siamo limitati un po' relativamente nel movimento, oppure siamo un pochino più sedentari e ovviamente la sedentarietà è un fenomeno che induce l'incremento di peso. Siamo a casa, mangiamo un po' di più, ci muoviamo meno e conseguenza è l'aumento di peso. Questo progetto si inserisce proprio in questo ambito, nel senso di cercare di aiutare a casa, tra l'altro, perché prima non ho detto, i programmi di allenamento saranno seguiti da esperti del movimento laureati in scienze motorie e però saranno realizzati a casa, nel senso che le tabelle di allenamento verranno date alle persone che parteciperanno al progetto e con le moderne tecnologie che sono GPS, cardiofrequenzimetri, eccetera, gli esperti che seguono i soggetti che partecipano al progetto sono in grado di monitorare e capire se le persone si allenano nel modo adeguato, nelle intensità proposte, realizzano il programma come deve essere fatto, in quanto adesso abbiamo la possibilità di seguire a distanza con app, cardiofrequenzimetri, eccetera, quello che le persone riescono a fare. L'attività, sottolineo, viene proposta in funzione delle capacità fisiche dei soggetti, perché prima di aderire al progetto le persone che partecipano seguiranno una serie di test non invasivi assolutamente, tipo test da sforzo, test che si fanno per l'idoneità sportiva presso il Centro per la Promozione dell'Attività Motoria che è realizzato presso l'ospedale di Gemona, presso il presidio ospedaliero di Gemona, con la collaborazione dei medici dello sport, degli infermieri, eccetera, che partecipano a questo progetto, insieme alle indicazioni dei medici dello sport e la collaborazione con gli esperti del movimento che sono i laureati in scienze motorie, proponiamo delle tabelle di allenamento. Un allenamento un po' più, diciamo, divertente del solito, che alterna ritmi un po' più intensi a ritmi meno intensi. Ecco, infatti era quella parte, no, dei ritmi più intensi che
che mi spaventava quando ho sentito parlare del progetto. Invece no, perché viene praticamente questa sorta di allenamento, viene adeguata a ogni singola persona. Parliamo anche delle caratteristiche che devono avere le persone. Intanto diciamo l'età 18-50, però devono Esatto. avere anche una massa corporea che è superiore a 30, cos'è come si Sì, calcola la massa certo. corporea? Calcolando il peso, dividendolo per l'altezza al quadrato della persona. Dico Perfetto, bene? Ecco, bravissima. Eccezionale, ha detto benissimo, l'età deve essere tra i 18 e i 50 anni, avere un indice di massa corporea che non è altro che il rapporto tra il sì. peso diviso la statura al quadrato e con un semplice calcoletto, se questo numero che otteniamo è superiore a 30 possiamo aderire al progetto. 30 rappresenta l'indice, un parametro che mi dice che il soggetto è obeso praticamente. Sì. Dopo, se le persone che vogliono aderire a questo progetto dovrebbero essere prive di patologie particolari, patologie cardiache, metaboliche, Mm. osseo-articolari, in quanto dovrebbero essere in grado di fare un minimo di attività fisica, insomma, essere un po' autonomi nel realizzare questi programmi di allenamento. Ribadisco, i programmi di Mm. allenamento si parla di High Intensity Interval Training o polarizzato, che sono nomi alla moda nel mondo del fitness, Mm. però anche se diciamo si alternano momenti di intensità elevata, momenti di intensità più blanda, ma questa intensità elevata è sempre calibrata in funzione delle capacità del soggetto, quindi ognuno fa quello che è in grado di fare, non vengono proposte assolutamente attività impossibili, anche perché l'obiettivo finale è, dopo 12 settimane di allenamento, seguito dagli esperti del movimento, dai laureati in scienze motorie, e far sì che questi programmi di allenamento entrino un po' nella vita corrente delle persone, che uno si abitui, si diverta anche allenandosi e possa continuare soprattutto anche dopo. La stessa cosa vale per i consigli alimentari, i suggerimenti alimentari. Le dietiste con le quali collaboriamo daranno dei consigli alimentari e il mix proposta attività fisica e consigli alimentari dovrebbe rappresentare un po' un nuovo stile di vita che darà la possibilità di stare anche un po' meglio a queste persone, perché abbiamo già dimostrato mille volte che combinando una corretta alimentazione e un corretto programma di attività Mm. motoria si possono ottenere dei risultati interessanti. Ecco, proprio un epatologo intervenuto alla nostra trasmissione ha detto si può mangiare di tutto chiaramente in maniera moderata, abbinando il tutto all'esercizio, al movimento. Quindi è questo che è determinante. No? È inutile demonizzare un cibo piuttosto che un altro, mangiare di tutto un po', poco, calibrato, no? Messo Esattamente, è sì, diciamo io calcolato non sono bene ogni proprio un giorno. nutrizionista, non sono Sì. proprio un nutrizionista e quindi lascio ai colleghi più esperti di me questo ambito, però l'idea è, comunque collaborando da diversi anni con nutrizionisti ed esperti del settore, è che non è che ci sia un cibo che fa più male di altri, ci sono cibi che devono essere presi in modo moderato, e il moderato lo lascio agli esperti nutrizionisti spiegare alle persone cosa Certo. vuol dire. Per quanto riguarda l'attività fisica, anche questa che sembra una cosa impossibile da fare, non abbiamo tempo per dedicare a questo, al movimento, all'attività motoria. Questo tempo dedicato all'attività motoria dovrebbe essere un piacere personale in gruppo, quando sarà possibile riprendere normalmente le attività, ma dovrebbe essere un momento di divertimento e gioia. Pertanto è questo quello che cerchiamo di proporre con i nostri programmi: dare un momento, un'ora, 2 o 3 ore a settimana, quello che riusciamo a proporre, di attività che faccia piacere alle persone, perché se noi obblighiamo le persone a fare un programma troppo strutturato, dopo un po' queste persone ci dicono è E si troppo annoiano, complesso. e poi uno si annoia, no? Quando un programma è troppo strutturato, uno si stanca, bisogna che ci sia un qualche cosa di nuovo ogni volta, no? Per stimolare. Esattamente, E senta, esattamente. appena voi avete lanciato questo progetto, avete, l'ho già detto anche all'inizio di trasmissione, subito, no? Riscontrato, riscosso tanto successo.
Tante persone si sono iscritte. Per quante persone c'è posto? Per una cinquantina, una trentina, quante? Per una cinquantina di persone, Una noi cinquantina. selezioneremo una Però cinquantina di persone. le domande Però, quante sono già a oggi? però attualmente, grazie alla collaborazione con l'ufficio stampa dell'università e in particolare la dottoressa Laperchia che ci ha aiutato a promuovere questo progetto, non credevamo nel successo. Ad oggi abbiamo circa 300 domande di partecipazione, quindi Eh. avremo Un buon un lavoro lavoro di per selezione. scremare. Un buon lavoro per scremare, per riuscire a capire chi. Esattamente, sì, Oppure esattamente. rinviarli, no? Questa volta bocciati, magari ritentate un'altra volta. No, No, sto ma scherzando. effettivamente non saranno bocciati, ma saranno assolutamente presi in considerazione quelli che rientrano nelle caratteristiche Certo. adeguate per progetti futuri, perché questo è un progetto, ma poi in autunno riprendiamo con gli altri. Diciamo che sono ormai 10-15 anni che lavoriamo in ambito motorio, sportivo e la promozione dell'attività fisica, quindi se non parteciperanno tutti, che sarà impossibile a questo progetto, saranno sicuramente presi in considerazione nel caso in cui rientrino con le caratteristiche adeguate ai prossimi progetti che proporremo, assolutamente. E comunque è già importante il segnale che voi lanciate alla popolazione, perché già Per noi questo è significa. estremamente importante far capire che i professionisti del movimento, i laureati in scienze motorie, hanno un ruolo fondamentale e non abbiamo mai parlato così tanto di attività motoria come in questo periodo Certo. di restrizione praticamente. Ci siamo resi conto che proprio l'attività motoria può essere veramente un farmaco divertente, un farmaco divertente che costa anche relativamente poco, perché una buona camminata, una buona corsa, una buona pedalata ha effetti estremamente positivi per la salute e ci sono centinaia e centinaia di articoli scientifici che mostrano l'efficacia dell'attività motoria fatta su suggerimento di esperti del movimento come i laureati in scienze motorie, degli effetti positivi di questa attività motoria. Bene, ringraziamo il professor Stefano Laser, che ricordiamo essere il coordinatore del corso di laurea in scienze motorie del Dipartimento di Medicina dell'Università di Udine. Ricordiamo che appunto Scienze Motorie ha sede a Gemona. Grazie professor Grazie a lei Laser, veramente per questa auguri anche occasione. per il progetto. Buon Grazie a lavoro, mille. buon lavoro. Grazie per essere stato con noi e noi ringraziamo anche i nostri amici telespettatori per averci seguito. A tutti do appuntamento a giovedì prossimo sempre alla stessa ora. Arrivederci.